In piedi e a voce alta deve leggere la dichiarazione che è scritta su quel foglio con cui si impegna a dire la verità. Non occorre il microfono, lasci. Consapevole della responsabilità morale e politica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è la mia conoscenza. Si accomodi. Lei si chiama? Giovanna Rigato. Dove è nata? A Vittorio Veneto il 28/4/1981. E dove è residente? Sono residente a Milano in via Fratelli Lumière 2. Prego la difesa. Grazie Presidente. Buongiorno signora. Senta, lei da quando conosce, se conosce l'onorevole Berlusconi? Lo conosco dal 2005. Come ha avuto modo di conoscerlo? Ho avuto modo di conoscerlo in quanto io lavoro a Mediaset e in quegli anni lavoravo ero nella trasmissione con Natalia Estrada, Arrivano i nostri, e quindi ho avuto modo negli studi di Mediaset di conoscere il presidente Berlusconi. E dal 2005 in poi ha avuto modo di frequentarlo? Sì, ho avuto modo di vederlo in altre occasioni. L'ha visto anche in serate in Arcore? Sì, sono stata invitata a delle cene dal presidente. Nel corso degli anni 2009-2010, lei ricorda se anche in quegli anni ha frequentato la casa del presidente Berlusconi? Nel 2010? Sì, 2009-2010. Sì. Senta, vuole raccontare al Tribunale, no scusi, intanto, lei ricorda di essere andata spesso, raramente, quante volte essere andata in quegli anni? Ma io ho ricevuto degli inviti saltuari a delle cene a casa del presidente, però non frequentemente, ecco, ogni tanto venivo invitata. Senta, lei ricorda come si svolgevano queste serate? Sì. Al Tribunale, per cortesia. Sì, allora, erano delle semplici cene dove comunque c'era della musica, c'erano il cantante Apicella e un altro cantante che animavano queste serate e c'erano tante persone, ospiti dello spettacolo e anche altre persone che io non conoscevo, ecco, di nome. E niente, delle semplici cene con delle persone anche comunque ballavano, qualcuno ha dedicato delle canzoni al presidente, il presidente raccontava delle barzellette oppure teneva dei discorsi sulla politica e niente, queste erano una descrizione tipo di una cena. Senta, ma nel dopo cena c'era un locale adibito per ascoltare la musica, per fare spettacoli? Allora, io nella residenza di Arcore, dopo la cena, sono sempre andata a casa, che comunque ho un bambino che mi aspetta a casa e quindi non faccio mai tardi, ecco, durante... Quindi lei andava a casa subito dopo la cena? Sì. Senta, e durante la cena lei ha avuto modo di vedere accadimenti di natura sessuale, ragazze che si guardavano o in particolare qualcuna delle ragazze che toccasse Silvio Berlusconi nelle parti intime? No. Senta, ma lei ha mai visto la sala sottostante alla villa? No, io sono sempre stata a cena, ho visto una volta tutta la casa, comunque il giardino, altre stanze, ho fatto una visita della casa, ma questa stanza che appunto dove... non so, no. Senta, lei dovrebbe essere stata presente, secondo la Procura, il 19 di settembre del 2010. Lei ricorda se a questa cena vi era una ragazza che si chiamava Tumini Melania? No, io non ricordo che c'erano molte persone, ma questa persona, non essendo conosciuta, io non l'ho identificata, ecco, non so quale... Sì, io adesso non so se lei ricorda la serata specifica, ma le domando se
ad una di quelle serate ricorda di aver conosciuto No, questa allora, Melania. non posso escludere che questa persona ci fosse, ma non conoscendola io, non mi hanno presentato nessuna persona con questo nome, questo quindi nome. non... Senta, qualcuna di quelle serate a cui lei ha partecipato, in particolare proprio a questa, lei ha mai avuto modo di conoscere Carlo Rossella? Sì, ricordo che appunto ad una cena, non ricordo se era quella di settembre, c'era il presidente di Medusa, Rossella, sì. La sera in cui c'era Carlo Rossella a cena è accaduto qualcosa di particolare per quanto riguarda eventi di natura sessuale? No. No, ricordo che appunto c'è stato un momento durante la cena in cui alcune persone si sono alzate per ballare e ricordo anche che qualcuno aveva detto al dottor Rossella se voleva anche lui ballare, ma lui non voleva ballare, addirittura aveva detto che queste musiche moderne a lui non piacevano. Senta, lei in quella serata o in altra serata ha conosciuto una ragazza a nome Imane Fadil? No, non conosco questa ragazza. Senta, e Emilio Fede lei l'ha incontrato in quelle serate? Sì, un'altra volta in cui io appunto sono stata invitata a queste cene, ricordo che c'era anche Emilio Fede. Ha visto se qualcuna delle ragazze teneva atteggiamenti di natura sessuale con Emilio Fede? No, ripeto, durante le cene a cui io sono stata presente non ho visto niente che sia equivoco, spogliarelli o niente che ci sia di strano, ecco. E suo figlio quanti anni ha? 2 anni e mezzo. Quindi è nato nel 2010. 2010, che ricorda, ovviamente la ricorda il mese di cui è nato? Sì, a fine maggio, il 29 maggio del 2010. Va bene, la ringrazio. La procura? Posso, signor Presidente? Prego. Signora, buongiorno. Mi sono dimenticato una cosa sul procuratore. No, volevo domandare se in queste serate Sì. lei ha mai avuto modo di conoscere Karim El Maroug, detta Ruby. No, mai conosciuta questa ragazza. Va bene, te lo ringrazio. Allora, signora, buongiorno. Buongiorno. Lei conosce Francesca Cipriani? Sì, Siete amiche? sì, Avete siamo mai molto amiche. Siete molto amiche. Avete mai partecipato a delle serate ad Arcole insieme? Sì, Sì. a volte in queste cene in cui io ero stata invitata, anche la mia amica era stata invitata. A queste Anche la sua cene. amica Francesca Cipriani Sì. era stata invitata. Francesca Cipriani aveva o ha un rapporto di collaborazione professionale con Lele Mora, che lei le risulti? Sì, Sì. lei, anch'io nel passato ero stata legata, avevo avuto Lele Mora come agente per lo Come agente. spettacolo. Nel 2010 eravate entrambe legate all'agenzia di Lele Mora? Non mi pare che in quel momento lei stesse lavorando con Lele Mora, ma essendo io stata appena diventata mamma, in quel momento non stavo lavorando e quindi non avevo Lele Mora che mi seguiva come agente. Comunque aveva un rapporto con Lele Mora, lei, Rigato E in Giovanni. quel momento ci eravamo diciamo un attimo allontanati perché io ero presa da altro. Bene. E quindi diciamo avevamo sospeso anche la collaborazione perché Senta, prima l'avvocato Ghedini, la difesa, le ha posto una domanda sulla serata del 19 settembre 2010, le ha chiesto se ricordava la signora Tumini, lei mi pare che abbia risposto di no. A quella serata era presente anche Cipriani Francesca? sì, Era era presente. Senta signora, le risulta che lei ha detto che è andata via prima? Sì, Via io prima dopo... quando? Cioè a che ora? Allora, io ripeto, sono solita non fare mai tardi. Con precisione non ricordo l'orario, ma so che dopo la cena io sono andata a casa. Subito dopo Questo- la cena è andata sì. via? Senta signora, lei sa se quella sera Cipriani Francesca ha percepito dei soldi dall'onorevole Sì, Silvio allora Berlusconi? ricordo che lei, perché comunque ricordo perché poi ho letto sui giornali, se no forse non ricorderei, Sì. che appunto lei mi aveva detto che in quella circostanza aveva preso 2000 euro e un braccialetto con una F come regalo di compleanno, perché durante l'estate era stato il suo compleanno e quindi il Presidente aveva voluto omaggiarla di questo pensiero dedicato a lei.
Anche lei quella sera, lei, Rigato Giovanna, quella sera il 19 settembre ha percepito dei denari, dei soldi? No, io non ho mai preso nessun tipo di soldi, cioè non ho mai preso soldi dal presidente Berlusconi, Lei avrebbe voluto, né in quella circostanza né in altre cene. Lei avrebbe voluto, aveva un'aspettativa in tal senso per la serata? No, Di essere io remunerata? quando lei mi ha comunicato che comunque a lei erano stati dati dei soldi, ho pensato come mai a lei hanno dato dei soldi e a me non hanno dato nessun regalo. A che titolo l'onorevole Berlusconi ha dato 2.000 euro alla signorina Francesca Cipriani? Io credo che comunque magari lei abbia parlato con il presidente delle, non so, magari delle sue difficoltà, perché comunque per vivere a Milano ci vogliono tanti soldi e quindi sicuramente il presidente ha fatto un gesto di generosità nel dare a lei questa cifra. E quella sera fu pagata soltanto la signora Cipriani o anche altre No, ragazze? lei mi Rigato? raccontò che anche altre ragazze presenti alla cena percepirono appunto dei soldi dal presidente. Ecco, io le vorrei dare lettura, con permesso del Tribunale, dell'intercettazione di cui al progressivo numero 203 del 20 settembre 2010 alle 3:42, intercorsa sull'utenza intercettata di Cipriani Francesca con la signora Rigato. È la 203. Quindi siamo nella notte successiva al 19. Donna e bella, dunque sì. A che ora, Rigato, scusi? È la 203, signor Presidente. Sì, ma a che ora? 3:42. Posso? Prego. Cipriani e Ibella, anzi Rigato e Ibella, Cipriani e Ibella, sei a casa? Sì, adesso c'è anche mia mamma che vuol mettersi a letto, perché, scusami, no, tranquilla, domani parliamo. Rigato, volevo dirti che a me non ha mica dato niente, sai, Cipriani, e vabbè, meglio, vuol dire che, Cipriani, ma secondo te perché ad alcune dà, alcune non dà, riso lieve? Così, perché per me se ne sarà anche dimenticato, sei andata via prima, così, a tutte ha dato 2.000, dice lei. E risponde la Cipriani, a me Ludovica Elena sì, non so, vabbè, uguale, no, ma forse, e poi lei dice, Giovanna Rigato, lui non mi ha detto aspetta, vieni di là comunque, però ho visto che anche la guerra e le altre aspettavano. E la Cipriani le risponde, comunque anche le altre sono andate, però non mi ricordo chi. E lei dice, ma io ho visto la guerra, Maristel e altre che aspettavano dopo di voi. Poi, nella pagina seguente, la Cipriani dice, se hai dovuto andare via, vabbè, dai, ti aiuta per quella cosa, sì, sono 2.000 euro. Allora, signora, quindi da questa intercettazione risulterebbe che c'era una fila di signore, di donne, che aspettavano di essere retribuite dall'onorevole Berlusconi. A che titolo, scusi? Scusa, non è... Pagate. No, c'è Pagare vuol dire Devo dare. rispondere. scusi un secondo. No, aspetti un attimo perché adesso gli hai fatto la domanda ed è difficile, dobbiamo dare per tempo dire, di dare dire lettura a loro. che ha Lei fatto aspetti, il signor procuratore. cerchi di ricordare la domanda eventualmente. Dalla lettura che ha fatto il signor procuratore, non c'è affatto scritto che ci fosse una fila. C'è scritto, io ho visto la guerra, Maristelle e altre che aspettavano dopo di voi, dice la donna, e poi dice, ma se dici che se io mi mettevo in fila me li dava, cioè non dice che c'era una fila, dice se io mi fossi messa in fila me li dava, quindi non c'è nessuna indicazione dell'esistenza, anche perché non c'era, quindi ormai bisogna chiederlo alla Cipriani. Allora, io... Vabbè, aspetti la domanda perché non l'aveva veramente posta. Volevo Prego. sapere, grazie, se più Sì. ospiti femminili della serata aspettassero, secondo modalità che ci dirà lei, in fila o no, di ricevere, va bene, dei denari dall'onorevole Berlusconi, se questo le risulta. Vabbè, quello che io ho detto al telefono, cioè ho visto questa signora Guerra, Maristel che aspettavano, è quello che in realtà ho visto queste due persone che aspettavano di fronte a una porta, dietro la porta, di entrare, però non so se poi... Di entrare dove, scusi? Di entrare in questa stanza. Non so se aspettavano, il motivo per quale queste persone aspettavano, l'ho ipotizzato io sentendo quello che poi mi aveva detto la Cipriani. La Cipriani dicendomi che appunto aveva dato a lei questi 2.000, ma non solo a lei, io ho detto, ecco, io ho visto
la guerra e Maristel forse aspettavano questa cosa qui. Ma un'ipotesi, non so poi cosa abbiano... Poi gliela svelo io attraverso altre contestazioni. Ma scusi signora, in che fase della serata si sarebbe verificata questa aspettativa delle ospiti per ricevere dei denari? In che fase? Prima di cena? Dopo cena? Allora, io lei ha detto quando che è andata io via prima. ho visto queste persone che aspettavano, stavo andando a casa. In quel momento io stavo andando a casa e ho visto queste persone che aspettavano. Ma... Quindi dopo cena? Dopo cena, sì. Quindi lei esclude di essere scesa nel locale No, discoteca io della villa? questa discoteca Non l'ha che vista proprio. voi descrivete io non l'ho mai vista. Senta, e lei sa quali importi erogava il dottor Berlusconi quella sera alle ospiti? No, io non ricordo. Ripeto, ricordo perché questa intercettazione, questa telefonata viene riportata sui giornali o sui siti internet. Quindi rileggendola ricordo di aver detto queste cose, però altro non... Io le ho domandato, la domanda era se lei ricorda quali importi erogava e se vi era una differenziazione di importi. Questa è la domanda. Guardi, io non ricordo perché siccome a me il presidente non ha mai dato soldi, nel senso lui mi ha sempre considerato una ragazza benestante, quale anche sono, quindi forse anche per quello non mi ha mai dato nulla a me e non so agli altri sinceramente cosa... Quindi la risposta è che non lo sa sostanzialmente. Io le ricordo l'intercettazione di cui al progressivo 210 del 20 settembre 2010 alle 13:49:21 secondi che intercorre tra lei e la signora Cipriani Francesca, la cui utenza è intercettata. Vado per snellire un po' la cosa a pagina 22 di 23, di 25, dove a un certo punto lei dice è niente invece bene anche per te che ieri sei andata e hai preso così che no, e la Cipriani le dice sì vabbè aveva anche delle buste da 5 e da di più allora io sono contenta, ma non allora praticamente mi ha dato uguale alle altre a Ludovica, ad Elena. Da questa intercettazione risulta che lei sarebbe stata informata che nella serata del 19 settembre 2010 l'onorevole Berlusconi erogava alle ragazze presenti alla cena somme differenziate. Le risulta, la ricorda questa Sì, differenziazione? adesso che lei sta rileggendo ricordo... E a cosa era sì. dovuta questa differenza di importo? Lei lo sa? No, non ho la più pallida idea, nel senso che a me, ripeto, non è mai stato dato nulla, quindi... Quello che emerge anche dalle intercettazioni, io ero meravigliata che comunque ci fossero questi omaggi. A lei era meravigliata? Sì. Ho capito. Senta signora, le risulta che delle ospiti, ovviamente femminili, rimanessero a dormire a casa dell'onorevole Berlusconi e segnatamente che qualcuna sia rimasta a dormire il 19 settembre 2010? No, io ripeto, siccome sono andata via non ho idea di chi sia rimasto, perché non ho proprio idea. Quindi non ha idea. Dalla medesima intercettazione poc'anzi citata, vado a pagina 22. So che sicuramente delle persone sono rimaste, perché essendo io andata via, mentre altre persone erano lì, poi non so però se sono rimaste a dormire o cosa. No. So che sono rimaste per più tempo di però me. Non sa se sono rimaste a dormire, No, mi pare di no. capire. Ecco perché lei, pagina 23, la signora Cipriani le dice lei è rimasta a dormire, E lei risponde chi? La Fico. Vabbè, dai, Allora, poi lei fa una serie di commenti sgradevoli sulla non signora ricordavo però se c'è nella telefonata sicuramente, però ecco io non vado a memorizzare, non mi interessa niente se uno è rimasto o non è rimasto, cioè non... Fa parte della mia memoria perché non mi interessa, quindi se c'è però vuol dire che abbiamo detto così. Lei conosce Nicole Minetti? Sì, ricordo di averla conosciuta ad una cena e comunque di averla vista anche fuori. Quella sera, il 19 settembre 2010, la cena di cui stiamo parlando, la signora Minetti era presente, se lo ricorda? Abbiamo parlato di Carlo Rossella, Emilio Fede. Non ricordo se a quella serata oppure ad un'altra cena. Può darsi che anche a quella cena ci fosse Nicole Minetti, ma non mi ricordo se era quella sera o un'altra. No? Lei percepiva dei redditi nel 2010?
Sì, io alla fine del 2010 sì, ho preso, sì, avevo dei redditi perché comunque dopo la gravidanza mi è stato riconfermato il mio contratto in Mediaset che per un anno avevo sospeso proprio perché comunque ero in gravidanza. E adesso lei lavora in Mediaset? Sì, sì, sì. Quindi lei continua a lavorare? Sì. Nonostante quindi Ho il sospeso clamore solo del procedimento, Mediaset la sta facendo continuare a lavorare. Vorrei precisare una cosa, l'azienda mi ha sempre rinnovato il contratto, quindi la fiducia, solo nell'anno in cui appunto io ero in gravidanza non ho lavorato. Beh, quello vale per tutti. Bene. La difesa. Grazie Presidente. Abbiamo finito, grazie. Grazie, arrivederci. Buongiorno. Scusi, mi perdoni, può dire a quanto ammonta il contratto che ha con Mediaset? Beh, è un elemento rilevante questo per il processo. Aspetta lei valutarlo, deve rispondere alla domanda. Allora, quest'anno è stato leggermente decurtato perché comunque ci sono meno, non so, per motivi aziendali, e 50.000 euro all'anno io prendo da Mediaset. Ma al netto, Fatturati. Da fatturare. Quindi lordi. Lordi, esatto. Grazie. Prego. Può andare. Grazie.